Fritto è buono qualsiasi cosa. A Napoli si dice financa solo di scarpe. E beh, certo, il fritto napoletano è una delle bontà più gustose della nostra città. Frittatine, crocchè, zeppola, panzarotte, titolille, insomma, la pulenta fritta. Tutti i fritti di strada sono una bontà straordinaria, tutto merito dei grandi friggitori napoletani. Sì, perché oggi parliamo di friggitori, quelli che una volta erano chiamati i panzaruttari. Il primo requisito è che i friggitori devono lavorare friendo magnanne, cioè ampresso ampresso. In napoletano una cosa fatta velocemente, senza perdere tempo, diventa friendo magnanne. Sì, perché la bontà e il gusto della frittura si assapora appieno, soprattutto quando viene mangiata appena fritto. Sapete, noi siamo greci e i greci pure frievano a tutta forza, i greci che fondano l'antica Neapolis. Pensate, i greci, si racconta, loro avevano questi padelloni e friggevano gli struggolos, che erano delle palline di acqua e frumento che venivano farcite col miele. Beh, struggolos, palline, beh, siamo davanti ai progenitori degli struffoli che mangiamo ogni anno, tutta roba fritta. E poi arrivano i romani che mangiavano la serpula, che era il tipico dolce delle Liberalia, e da serpula a zeppola, il dolce tipico di San Giuseppe. Insomma, signori miei, ne hanno sempre fritto, solamente che greci e romani, lo voglio dire, friggevano due volte. Una volta in olio vegetale, nell'olio d'oliva, e una volta nell'olio animale, nello strutto fuso. Ora pensate che penserebbero greci e romani se ci vedessero oggi a noi mangiare una zeppola al forno. Che brutta fine avremmo fatto. Io non dico di friggerla due volte, ma almeno una volta volimmo friggere. In lingua napoletana, se uno fa un guaio, ha già fatto una frittata. Se uno vuole cambiare le carte in tavola, voglio non ha avuto la frittata, mi raccomando. Se una cosa ormai è perfettamente inutile, e mo fattello frittamente, va, voglio vedere che fai. Se non c'è più nulla da fare, se è fritto o fegato, ormai il tutto è troppo tardi, ormai il guaio è fatto. Se uno vuole fare qualcosa senza avere i mezzi necessari, chi le vuole friggere lo pesce con l'acqua? Ma se non c'hai l'olio, ma come vuoi friggere? Se uno fa più cose contemporaneamente, stando attento a quello che accade attorno, con un occhio frio pesce e con l'altro guarda yacht. Ah, i panzarotti. I panzarotti se ne possono mangiare. Sembrano apparentemente pesanti, invece si digeriscono molto presto. Si possono mangiare in abbondanza. Per questo c'è un detto napoletano che dice: "O panzarotto, tu mangi e sette". O cagellotto. E dalla pizza fritta nasce anche il modo di dire "pavamma oggi a hot", perché i bassi napoletani avevano le pizzerie di sabato mattina, la pizza veniva venduta a credito, come fa Giacomo Furia e Sofia Loren nel film L'Oreo di Napoli, l'episodio pizza a credito, quindi si mangia oggi e si paga a oggi a 8. Ma la frittura simbolo della gastronomia napoletana indubitabilmente è la frittura pesce, che va fatta con pesce indubitabilmente fresco, e c'è un aneddoto che riguarda la frittura di pesce che avviene proprio qui a Piazza Mercato. Quando ancora oggi in lingua napoletana qualcuno dice "vabbè, capirai tutto al tempo debito", si usa ancora oggi dire "all'uffrire si entra d'ora", quando lo friggerai capirai se il pesce è buono oppure è marcio. Beh, si racconta che un prelato, un prete, va a comprare del pesce qui a Piazza Mercato e quello gli rifila del pesce marcio. Lui lo capisce e per vendicarsi subito gli dà della moneta falsa. Andando via, il pescivendolo dice "all'uffrire si entra d'ora, quando lo friggerai vedrai che fregatura t'ho dato", e lui dall'altra parte gli risponde "a Lucagna si entra chianto, quando cambierai la moneta vedrai che bella fregatura ho dato a te". Una sorta di pacco, doppio pacco e contropaccotto. A Napoli ogni giorno c'è sta cosa fa, e allora ho pensato di fare un libro, Napoli 365, che ogni mattina ti suggerisce dove andare, cosa celebrare e che cosa fare. Insomma, un libro da tenere in gabinetto e studiare, perché si sa, nessuno nasce imparato, a cattata villa.